La fontana della Stanga è usata come doccia in queste torride giornate di giugno. Questo è solo l'ultimo e più eclatante episodio di difficile convivenza tra i residenti della Stanga a Padova e un gruppo di nomadi che da settimane stanziano nel quartiere. Il video è stato pubblicato sui social da un esercente della zona per denunciare quanto sta accadendo. La situazione sta diventando invivibile, denuncia il comitato Stanga. Eravamo riusciti a salvare alcune vie proprio dall'invasione degli spacciatori in quella zona là e invece adesso abbiamo il problema dei nomadi. I nomadi non hanno regole, sporcano tutto, fanno i loro bisogni per strada, i marciapiedi sono impraticabili. Le maggiori criticità sono per i minori rom che oltre a farsi il bagno nelle fontane sono lasciati soli in strada a bivaccare, denuncia ancora il comitato Stanga. Ci sono dei minori, dei bambini che sono tutto il giorno allo stato brado, sono tutto il giorno nudi, ok? Camminano a piedi nudi e vengono lasciati lì con caldo atroce in questo periodo, ma soprattutto completamente senza un minimo di regole. E sono anche molto aggressivi perché difficilmente le mamme possono portare adesso i bambini al parco Esperanto piuttosto che altri parchi perché vengono aggredite. I residenti chiedono l'intervento dei servizi sociali. Inoltre, nei giorni scorsi, c'è stato un colloquio con l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina, a cui si chiedono dei provvedimenti sulla scia di quelli già presi per arginare la presenza dei Rom in alcune zone come Ponte Vigo d'Arzere e l'Arcella. Le idee sono quelle di ordinanze apposite o di DASPO o qualsiasi altra cosa che li tenga lontane almeno dalle zone residenziali.